Assolutamente, sì, Ok, sì, sì. però i giovani oggi il servizio militare, diciamo nella maggior parte dei casi, non lo fanno. Lo chiediamo anche a Giovanni Totaro. Tu hai fatto il servizio militare? Assolutamente no. Assolutamente no, ecco, da qui si capisce che sei molto più giovane di Ivan Scinardo. Benvenuto all'interno di Open Day. Buongiorno Giovanni. Che Buongiorno. bello. Ma vi siete fatti crescere tutti i capelli? Cioè Nunzio la scorsa settimana con i capelli lunghi, tu con i capelli lunghi, eravate così fighi con i capelli a spazzola. Ci guarda della serie, ma dobbiamo Basta. parlare di questo. No, non ti preoccupare, parliamo No, anche di no, altro. Li taglierò prossimamente, direttore. Ok, Giovanni. Intanto grazie di essere con noi. Dove sei intanto? In quale città del mondo? Sono a Palermo, direttore. Ah, ok. E ti sapevo dall'altra parte del mondo, in Australia, sei rientrato? Sono rientrato, sì. Ok. Che hai fatto in Australia? In Australia, storia d'amore. Con l'Australia o con un'australiana? Con un'australiana. Ma continua la storia d'amore? Beh, direttore, non continua la storia d'amore. Ora dico io, ma devi Come fare tutte queste le gaffe. storie Se io chiedo con un'australiana e lui si ferma lì, vuol dire che si ferma lì. Se no avrebbe detto io per adesso sono tornato, ma tornerò. Cioè, bisogna cogliere certe cose. Mi mancava qualche puntata nella tua vita, Giovanni. Direttore. Lo so, Gioia. Ti posso chiamare anche io Ma che direttore? Mi meraviglia! piace questa cosa, direttore. Ma io lo adoro. No, ma poi veramente questa covata iniziale degli ex allievi del centro sperimentale mi è rimasta davvero nel cuore, e loro lo sanno perché poi era anche il mio debutto da direttore. Senti Giovanni, allora noi oggi abbiamo dato spazio a un regista catanese che è Gioacchino Palumbo, abbiamo raccontato di un suo film. La mia provocazione di oggi, in un momento così grigio che ci ha causato l'emergenza sanitaria, era quella di accendere un po' il sole e il mare attraverso il lavoro che probabilmente ti ha dato più soddisfazioni, che è Happy Winter. Assolutamente, direttore. Abbiamo un ritardo del satellite. Beh, facciamo una cosa, ci racconti tu tutto quello che ti è piaciuto di più di Happy Winter, dal pensiero di realizzarlo alla realizzazione. Vai tu a ruota libera. Sì, Happy Winter è stato un sogno nato all'interno del centro sperimentale con il cortometraggio Buon Inverno, che si è successivamente sviluppato. Questo cortometraggio è stato un quaderno d'appunti, è la possibilità anche di coinvolgere un produttore italiano e una coproduzione tedesca, così da far partire il progetto per il lungometraggio. E il film poi è la magia del film, chiaramente, è il fatto che c'è stata una comunità con cui farlo bella, che erano appunto gli allievi del centro sperimentale, con cui c'era un affiatamento solido degli ultimi 3 anni, che poi si è sublimato nella realizzazione di questo lungometraggio. Che posso assolutamente confermarti. Intanto quello che ho apprezzato da sempre in Giovanni è il suo spirito di abnegazione, la sua caparbietà. Lui si era messo in testa di fare questo lavoro sulle cabine di Mondello in un periodo in cui le cabine erano sotto sequestro, per cui non avevamo le autorizzazioni, era tutto complicato. Mi piace molto, Giovanni, ricordare questo, ma poi alla fine siamo riusciti a sbloccare questa parte burocratico-amministrativa e giuridica, e lui per 3 anni ha piantato le sue telecamere con gli altri suoi compagni in ruoli intercambiabili. C'è chi ha fatto il suono, chi ha fatto la fotografia, Nunzio ha fatto la fotografia, Riccardo Cannella il suono, e poi c'è stata la supervisione anche di un loro docente che si chiama Paolo Ferrari, direttore della fotografia, quindi un coro di voci che ha dato vita a un lavoro che veramente sta girando il mondo. Possiamo vederlo? Mi fate venire la curiosità. Abbiamo Happy Winter, lo vediamo insieme sulla pagina Facebook di Radio In. Andiamo a mare. Grazie, Signore, per il giorno di vita che ci hai dato. La vita è bella!
io sarò candidato al comune di Palermo. Parlate, criticate, non fate un cavolo. È uno schifo. Al testare la destra, Orlando. Mette che questo è orario di dormire. Signora, mi inchina a lei umilmente. Non ce la farà mai. Acqua, birra, coca, te. Questo che faccio io non lo devi fare. Tu ci puoi andare da giovane fuori. No, c'è ci un prendere rischio, anche, cioè deve avere un proprio... capitale. Con te vado in cima al mondo, non ho problemi. Com'è che quando ti dicevo di venire a Milano non sei venuto? No, ma io non ci torno più a casa, sempre qua dormiamo. Dobbiamo stringere la cinghia, sempre là il discorso. Ma proprio di stringere, qualche volta me ne devo soffocare. Come sto cambiando? Hai visto quanto mareggiato? Una commedia del reale, perché tra una frase e una scena e l'altra quello che pensi è proprio questo. Aspetta, Sì. abbiamo il ritorno, Giovanni, dovresti togliere il volume, ci devi Sì, ascoltare. scendi un po' il volume dal PC, Giovanni. E dico è un tuffo non soltanto nei ricordi, ma in un mare stupendo, con il racconto particolareggiato di tutti i momenti che si vivono in questa spiaggia, che possono tranquillamente essere replicati Ci, nelle spiagge italiane. ci spieghi anche il titolo? Il titolo prende spunto da questo arrivederci di fine stagione che ascoltai al momento dell'abbandono delle capanne da parte della comunità di bagnanti, che si salutavano appunto augurandosi un buon inverno, perché si sarebbero rivisti la stagione successiva. È carina Quindi questa cosa, è molto molto carina. tenero, molto carino e particolare. Ho detto, beh, ecco, poi il posto ti suggerisce anche il titolo. È vero, perché lì per lì dici scusami, sono a mare d'estate, si intitola Buon inverno, Sì. effettivamente ti dà anche l'idea della ciclicità di tutto Certo. questo che si ripete stagione dopo stagione con i bimbi Bravissimo. che diventano adulti. Un po' questa storia delle capanne di Mondello comunque è veramente una peculiarità della cittadina palermitana, così come ogni realtà ha le sue. E nel modo di vivere è veramente una caratteristica che bisogna anche capirla, perché porta con sé anche delle difficoltà di gestione che però non vengono neanche percepite, perché quella capanna lì è la vita estiva. È vero. Ma poi questo film ha preso un sacco di riconoscimenti. Ma ho visto, Eliana. c'era un pannello enorme di Tantissimi. palme. E ogni volta che Giovanni lo presentava, io non potrò dimenticare mai la seratona al Rouge Noir. Si è portato i protagonisti che noi abbiamo visto, con Toni Serio che era Dai. candidato al consiglio comunale, Mirko Ufo Valenti ne sa qualcosa, e tutta questa carovana di persone. Quindi questo colore che lui ha portato nel film, poi se l'è portato anche nelle presentazioni, con un coinvolgimento corale delle persone di strada, no? Ma Delle come persone... ti hanno vissuto queste persone? Mi incuriosisce sapere sia che rapporto avevano con te durante le riprese, sia cosa ti hanno detto dopo aver visto il prodotto finito. Ma il rapporto è stato un rapporto che si è sicuramente sviluppato in queste 3 estati. Chiaramente la prima estate è stata un'estate di presentazione, un'estate di conoscenza delle abitudini, un'estate anche di accettazione da parte della comunità dei bagnanti. Certo, certamente. Loro chiaramente non riuscivano a capire bene quali erano i miei intenti finali. Ecco. È chiaro. Erano poco chiari chiaramente questi intenti finali, perché un film fatto con attori non professionisti durante la loro estate, quindi senza andare a trasformare o ad aggiungere elementi esterni estranei, no? Al mondo capanne, non pensavano si potesse realizzare. Quindi chiaramente dopo alla terza estate, quando io sono tornato
nuovamente in spiaggia, però questa volta non più io e il fonico Adriano Alampi, ma io ed altre 15-20 persone di troupe hanno compreso e detto, allora Giovanni sta facendo sul serio, il film lo facciamo. Ah, ok, perché all'inizio c'era il dubbio che fosse un bluff, il primo anno, il secondo anno. Il dubbio che io fossi un pazzo, chiaramente, perché... Ma se qualcuno vuole immergersi nel mare di Mondello e nella vita che hanno i cabinanti, ormai nell'immaginario collettivo ti sei posizionato con questo lavoro, è quasi inevitabile andarlo a vedere. Assolutamente, anche perché insomma quest'estate per ragioni ovvie non sono state montate le capanne che già all'inizio del mio film erano sul Viale del Tramonto. Quindi io penso che sia anche un archivio questo, esatto, possiamo dire. Esattamente. È vero, sta arrivando anche ad essere ho rivisto le capanne quest'estate a Mondello, poche, ed erano state trasformate in distributori automatici di merendine e bibite. Rimarrà anche negli archivi, Giovanni, il lavoro che hai fatto durante il tuo percorso di studi, che è la traiettoria ideale sull'ex pilota di Formula 1 Ninni Vaccarella. Quello ne parliamo fra pochissimo di questo? Un documento importante. L'hai lanciato questo argomento, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Resta con noi Giovanni, a fra poco su Radio In. Sì, la mia connessione era un po' scarsa forse prima. Sì, adesso ti sentiamo bene. Oh, che bello, ti vediamo anche meglio. Ero convinto che tu fossi in Australia per il collegamento che abbiamo fatto all'inizio, con un ritardo di 5 secondi del satellite. Direttore, se fossi stato in Australia mi avrebbe visto a maniche corte, ecco, pomeriggio, perché lì è estate adesso. Mamma mia. Come si vive in Australia? Estate piena. Ma si vive, la qualità della vita è molto alta da questo punto di vista, grande benessere. Molto alta. Mi hanno raccontato. A Palermo molto alta. Quanto tempo sei stato lì, Giovanni? Io sono stato nel 2019 circa 5 mesi in Australia. Mi hanno raccontato che lì per pagare meno tasse tu devi praticamente spendere, cioè tu paghi tanto tasse su quello che hai fermo, no? Se tu tieni soldi in banca, su quei soldi fermi lì paghi un sacco di tasse. Bravissima. Quindi tu tutto quello che guadagni praticamente lo devi spendere, salvo farti una casa per te o al massimo in circolo fanno l'economia. Girare l'economia così, me lo confermi? Cioè qui tutto al Lo contrario. confermo. Sì, capito? E quindi in questo modo la gente è incentivata perché tu paghi su quello che hai messo da parte fermo. Quindi tu spendi, ti vivi, ti godi la vita perché ce l'hai lì e girano mi fa venire sti in mente soldi. il New Walk, no? Come dai cinesi, se tu non mangi lo you can eat, se tu non, quello che non mangi lo paghi in più. Ma che c'entra? Ma no, ogni tanto mi parli per favore, Giovanni, di com'era Ivan Scinardo nel tuo immaginario. Direttore. Cioè tu quando l'hai visto le prime volte, se dovessi descrivere il direttore Scinardo, che direttore è stato per voi? Ma il direttore si è speso molto per la nostra struttura, per il centro sperimentale, perché chiaramente confrontarsi tutti i giorni con la possibilità che la scuola esista, che la scuola abbia un suo posizionamento sia a livello sia regionale che locale, lottare per appunto gli interessi della struttura, che poi sono gli interessi anche a cascata degli allievi. Certo. Quindi io il direttore l'ho visto sempre impegnato su questo. Che non è cosa da poco, Giovanni. Sempre pronto anche ad ascoltare, come ad esempio nel caso di Happy Winter. Anche in quell'occasione il cortometraggio il direttore si interessò per ciò che riguarda, perché poi un film è anche ha tutta una sua burocrazia, molto spesso possono subentrare ostacoli di natura proprio amministrativa, di natura territoriale, e quindi in quel caso la figura del direttore al centro sperimentale è stata preziosa. Torniamo in diretta anche alla radio, Giovanni, aspetta un secondo. Scelte. Ci eravamo lasciati su una Ci eravamo domanda. lasciati con il suo precedente lavoro, rispetto ad Happy Winter, che era la traiettoria ideale sulla vita di questo straordinario pilota Ninni Vaccarella. di Formula 1, Ninni Vaccarella, che
anche lui posizionato nell'immaginario Grandioso. collettivo come veramente il Nuvolari di Palermo, no Giovanni? Questo è stato un altro lavoro che ti ha preso tantissimo, ma che soprattutto ha visto il coinvolgimento istituzionale. Io ricordo l'ACI di Torino, hai girato all'autodromo. Abbiamo 30 secondi, cosa ti è Vai. rimasto di questo lavoro, Giovanni? Ma questo lavoro è stata una bellissima esperienza scolastica che allo stesso tempo ha trovato un respiro più ampio con l'Automoto Club Storico Italiano, che ha permesso al mediometraggio di avere una visibilità ampia e soprattutto di realizzare qualcosa che non fosse l'apologia del pilota Vaccarella sportiva, soltanto sportiva, ma riuscire a restituire l'uomo pilota. C'è quel momento romantico anche del rapporto con il figlio, è molto bello il documentario. Io sono molto legato ai lavori dei ragazzi, e quando poi riescono a ricostruire questi scenari così intensi, ovviamente lì esce fuori davvero il talento, Giovanni. Sì, la traiettoria ideale è stato un po' anche il preparare la squadra che poi avrei avuto su EP Winter, ecco. Ad esempio Riccardo Cannella, che ha montato la traiettoria ideale, ad esempio, poi ha fatto da assistente al montaggio ad Andrea Maguolo, David Donatello con Gig Robot, che ha montato EP Winter. Dopo questa esperienza Riccardo è rimasto su Roma e ha iniziato la sua carriera di montatore cinematografico. Bellissimo. Esatto. Riccardo che avremo in una delle prossime settimane. Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, questo circolo virtuoso che si innesca fra i banchi del centro sperimentale e che poi diventa punto di sbocco per un mestiere difficile e tanto sognato, tanto ambito, tanto duro, ma anche tanto più lontano da quella che fino a prima di questa realtà era il nostro territorio palermitano. Giovanni Totaro, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, direttore, Giovanni. un abbraccio. Spero di incontrarvi presto di presenza, ecco. Ok. Con piacere, appena tutto si sbloccherà magari potremo averti anche qui in studio. Grazie ancora. Ciao Giovanni.